1.200 ettari di terreno, 75.000 ettari di zone di restrizione dello spazio aereo e della navigazione. Ecco la geografia della morte. Un'ampia fetta di territorio che abbraccia tutti i tipi di paesaggio. L'aspra rocciosità della montagna granitica, la dolcezza delle valli incurvate, l'estensione trasparente del mare, i carri armati, equipaggiati di tutto punto, missili compresi. Come potrebbe essere altrimenti, visto che la nostra terra è calcata da American Boots? Questa è una base di tutto rispetto. I militari americani viaggiano dall'altra parte del mondo per insegnarci come si fa, come si esporta la democrazia in poveri paesi arretrati. E noi in prima fila, con il quadernino ben aperto in prima pagina e la scrittura ordinata, ci accingiamo a prendere appunti come scolari ubbidienti davanti alla maestra più esigente. I nostri ragazzi con le mani ancora sporche di sterco, di pecora, si mettono in fila con gli occhi sgranati davanti a quegli uomini di poco più grandi di loro, tutti biondi, tutti alti, tutti con la mascella da duro e la rasatura impeccabile. E li ammirano mentre puliscono e lucidano le armi in dotazione e fumano sigarette senza curarsi del pericolo. Giacca della divisa arrotolata sopra il gomito, in evidenza il bicipite gonfio, piastrina che cade sul petto e che si incide sulle carni quando il sole raggiunge lo zenit. A volte qualcuno di questi Michael o Stefan va in licenza giù al paese. Questo è un pezzo, una bella denuncia. E le ragazze sembra che non abbiano mai visto un uomo. Si riempiono di trucco, che sembrano maschere di carnevale dell'assurdo. La più fortunata andrà col suo bel soldatino dietro quell'angolo laggiù, per non tornare finché il trucco delle labbra non sarà completamente colorato. Il passo instabile, le cosce stanche, ma con la lingua ben ringalluzzita per raccontare alle altre sue amiche come è fatto un americano. Dal paese la base si vede perché il filo spinato incorona la collina, ma ci sono cartelli che intimano l'alt, molti metri prima di imboccare la strada bianca stretta, chiusa a sua volta da una sbarra. Il braccio dell'inferno si alza solo se il manichino grottesco che è il soldato dentro il suo gabbiotto schiaccia il pulsante alla sua destra, dopo aver controllato i documenti di chi desideri farsi fagocitare dalle fauci della morte. È numeroso il personale civile che giorno dopo giorno si avvicenda per lavorare dentro la base. I miei ragazzi, molti, hanno trovato impiego alla mensa, molte ragazze sono donne delle pulizie che volentieri si intrattengono nelle camerate. C'è sempre un angolo più sporco di un altro. Meno male che quel giovanotto a torso nudo si è premurato di farglielo notare. È da diverso tempo che ho iniziato a osservare con più attenzione quello che succede intorno a me e integro le mie osservazioni a quel vecchio dossier che il comandante ha ripescato non so bene dove. Chi ha scritto quelle pagine ha individuato 4 zone dentro la base, la quarta, quella inaccessibile, coperta da segreto militare, di immediata disposizione americana in caso di conflitto nel Mare Nostro, altrimenti genericamente concessa alla NATO. Si simulano scenari di guerra con vari paesaggi ricostruiti a seconda della proiezione del conflitto. Si sparano proiettili adatti a decimare popolazioni a qualsiasi latitudine, in qualsiasi condizione ambientale. Si addestrano esseri umani a macellare gli altri. Ecco cosa si fa in questa terra nostra placida. A volte, sempre più spesso, io e i miei studenti vediamo il fumo bianco che si addensa in nubi. Basta affacciare lo sguardo un poco a settentrione e di nuovo la ridondante cantilena. Ah sì, sarà la base. Ah sì, sarà la morte.